Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia. Continua il nostro viaggio tra le aziende e tra i capitani coraggiosi. Oggi siamo a Loreo, nell'azienda Rovigo Vivai, un'eccellenza dell'ortovivaismo. L'azienda, fondata da Giampaolo Casalotto, è azienda leader a livello nazionale nella produzione e nella commercializzazione di piante orticole da trapianto. È anche un esempio di resilienza, superando le varie difficoltà incontrate in più di 20 anni dalla fondazione, dal cambiamento climatico, dall'aumento delle materie prime, al periodo della pandemia. Nonostante tutto, Rovigo Vivai è riuscita a mantenere le sue quote di mercato e a confermarsi una delle più importanti aziende di ortovivaismo del panorama agricolo polesano e nazionale. Un'impresa deve anche creare reddito, se no non sta in piedi, ma valori legati alle persone, il rispetto, soprattutto la cultura propria, anche se di religioni diverse, e se non trasmetti e non stancarti di farlo. E io sono convinto che queste cose già vedo molti dei miei collaboratori, soprattutto anche la mia figlia Alex, pur io essendo di un'altra generazione, pur io essendo anche di un ruolo, e capisco, è innombrate a volte, padre e titolare di un'azienda. Non è facile per chi fa parte della famiglia mia, anche di mia moglie, non è facile neanche per me. Ma io uscendo sono sempre stato per fortuna abituato a fare questo. Io uscendo quello che è un ruolo padre che lo esercito quando uno fa il padre, quando fanno in un'azienda. O sono padri con te ma lo sono con tutti, o sono un imprenditore con me come lo sono con tutti. E io sono convinto che questo mio comportamento non lo so quantificare, ma sono convinto che rimarrà e si tramanderà. Per una provincia di educazione agricola, che è una provincia che ha bisogno di avere eccellenze come la famiglia di Giampaolo, come la realtà di Giampaolo, come Rovigo Vivai, capire, conoscere e apprezzare aziende specializzate come questa non è cosa da poco e mi fa orgoglioso come presidente del Bacco, come sindaco di Loreo, ma soprattutto come cittadino di Loreo. Grazie a voi. Mi hanno colpito 3 cose e cerco di metterle in fila. La prima è soprattutto una capacità di visione, non comune, bravissima, soprattutto nel nostro mondo, perché nella categoria degli imprenditori agricoli a volte prevale un po' più il lamento piuttosto che la proposta. Tu invece hai avuto la visione e hai avuto anche la capacità di conoscere, imparare le sfide, perché questo è il nostro mestiere, deve diventare il nostro mestiere. Non possiamo dire non piove, non possiamo dire non c'è acqua, non possiamo dire è fatica il nostro lavoro, ma dobbiamo chiedersi cosa posso fare. Ti voglio riconoscere a te che sei stato e sei un campione nel nostro lavoro con tantissima umiltà e con tantissima passione.